Ugo Di Bennardo, amministratore delegato di CAV. Concessionaria Autostrade Venete. Oggi presentate la firma del protocollo per l'Hypertransfer, per Hyperloop in Veneto. Di che cosa si tratta? Oggi presentiamo il progetto che rivoluzionerà la mobilità in Veneto. È un progetto che prevede di poter trasportare nella prima fase merci e nella seconda fase passeggeri ad oltre 1000 km/h. Noi partiamo con la prima sperimentazione, sono i primi 15 km su un tratto di concessione autostradali Venete. Si realizza un tubone, tecnicamente è così chiamato, sottovuoto, dove questo vettore all'interno con bassissimo consumo di energia riesce a trasportare i container ad alta velocità ed alta capacità. Quindi non soltanto avremo un basso consumo di energia, ma avremo anche basso consumo del territorio. E tutto questo con grande capacità di volumi trasportati. Si inizia con le merci, l'obiettivo è quello di arrivare alle persone. Il presidente Zaia ha dato come orizzonte temporale un orizzonte molto breve, insomma 2026. Devo dire, adesso nel mondo la sperimentazione è molto avanti, siamo ancora tutti in fase di prototipi. Noi vogliamo attraverso i prototipi avere tutte le certificazioni per la mobilità reale e da quello arrivare ad avere il trasporto in Hyperloop realmente nel giro di 3 anni. Questo è fattibile perché in realtà è un tubo di un diametro limitato a circa 3 metri, di cui la capacità produttiva, una volta testata e certificata, non è molto onerosa dal punto di vista temporale. Si dovrebbe iniziare da Venezia a Padova. In quanto tempo si percorrerà Venezia-Padova? Padova-Venezia con lo sistema dell'Hypertransfer saranno un paio di minuti, 6 minuti circa. Saremo sotto i 10 minuti, ma quello che è ancora più importante è la capacità di collegamento che questo sistema ha.